Buongiorno, buongiorno, siamo in diretta con Focus TG, ci collegheremo tra poco con Christian Arboit a San Vito di Cadore e da Borca di Cadore perché ci sono state due frane, una particolarmente importante, particolarmente pesante a San Vito di Cadore perché molte case sono rimaste semisommerse dalla ghiaia. I cittadini sono rimasti intrappolati nelle loro abitazioni, alcuni sono già stati evacuati. Ci collegheremo tra poco con Christian Arboit e con il nostro operatore Stefano Folli, ma intanto vediamo un altro gravissimo fatto di cronaca, una tragedia a Revine Lago, una bambina di nemmeno 2 anni e mezzo che è morta soffocata dopo aver mangiato una ciliegia. Il dramma davanti agli occhi dei genitori che hanno fatto di tutto per salvarla, ma ogni tentativo è stato vano, la comunità è sotto shock. Abbiamo avuto una chiamata al 118 per una minore che ha ingerito un frutto e quindi purtroppo si è soffocata. E sono arrivati i medici e hanno dovuto purtroppo constatarne la morte, anche se è stato fatto il massaggio cardiaco, ed è poi il corpicino della minore è stato portato in ospedale. È stato un sabato sera drammatico nel borgo di San Marco, poche case a ridosso del centro di Revine. Qui sono confluiti gli operatori del SUEM 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvare la piccola Viviana Maria Barella, nemmeno 2 anni e mezzo. Tentativi disperati, per la bimba non c'è stato nulla da fare, nemmeno l'intervento immediato di una vicina di casa, infermiera al pronto soccorso di Vittorio Veneto, è servito a evitare il peggio. Letale l'ingestione di un nocciolo di ciliegia cui sono seguiti attimi concitati, la tragedia davanti agli occhi dei genitori. Già credo sul posto, da quello che risulta, avevano tentato una rianimazione chiaramente cardiaca e poi sono arrivati i nostri dell'ambulanza del SUEM e hanno dovuto constatare il decesso. La bimba viveva con mamma Alessandra e papà Renato e le 2 sorelle più grandi, una famiglia conosciuta in paese ben voluta attorno alla quale si sta stringendo l'intera comunità. Il dolore è lacerante, difficile se non impossibile trovare delle spiegazioni. Listata a lutto la pagina Facebook di Revine Lago, oggi il nostro paese piange la morte di un piccolo angelo. Si legge ai genitori l'abbraccio del sindaco Massimo Maganin che si è recato con il vice sindaco Elisa Carpenè in borgo San Marco. È un momento particolarmente difficile e triste. In questi momenti a volte sarebbe quasi preferibile che ciascuno di noi rimanesse nel proprio silenzio, ma come sindaco di Revine Lago non posso far altro che esprimere la mia vicinanza alla famiglia della bimba e anche e soprattutto i genitori, perché penso che una cosa del genere non saprei nemmeno come definirlo. Una tragedia, questa è l'unica parola che mi viene in questo momento. Sul posto nella serata di sabato anche i carabinieri, vista la dinamica si parla di una tragedia domestica, anche se non possono escludersi ulteriori accertamenti di tipo medico-legale. Proprio per questo si attende il nulla osta della procura e così fissare la data dei funerali della piccola Viviana. Una vera e propria tragedia. Adesso andiamo, vi dicevo, a Borca di Cadore dove c'è stata una grossa frana, un fiume di fango e di detriti che è caduto dall'Antelao, ha investito abitazioni. Andiamo in diretta da Christian Arboit con Stefano Folli. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno da Cancia di Borca di Cadore, dove si spala senza soluzione di continuità da questa notte. Alle 23:30 circa la frana che si è staccata dall'Antelao e che ha coinvolto il centro abitato. Quello che io e Stefano Bozzi ci siamo trovati davanti questa mattina, poche decine di minuti fa, è un paesaggio lunare, un vero e proprio paesaggio lunare. Poi ti porteremo all'interno di questo paesaggio lunare, residenti che continuano a spalare, abitazioni invase dal fango. Lo puoi vedere, ruspe in azione, uomini della protezione civile, vigili del fuoco, l'area è perlustrata dagli elicotteri dei pompieri. Stanno confluendo da ogni angolo della provincia e del Veneto. Dal punto di vista
viario. La situazione è davvero critica, la strada statale 51 di Alemagna è chiusa al traffico in direzione Cortina, è la strada delle Olimpiadi, questo va sottolineato. Su questa strada si stanno realizzando 3 varianti, tutto ancora bloccato, e ci vorranno ore probabilmente per liberare da questo fango che vedi la sede stradale, consentire la circolazione da e per Cortina d'Ampezzo. Per il momento i mezzi pesanti, i vari mezzi vengono fatti defluire sulla strada statale 51 bis, sempre di Alemagna, diretta da Auronzo di Cadore. Da lì per raggiungere Cortina bisogna fare il passo Tre Croci. Dicevamo una notte da tregenda, una vera e propria notte da tregenda, con questo sistema d'allarme che pare non essere entrato in funzione. Qui con me, lo saluto e lo ringrazio. Partiamo già con una memoria storica, un residente che per 10 anni è stato consigliere comunale, delegato proprio alla frana di Cancia. Sullo sfondo, lo ricordo, direttore, i fatti del luglio del 2019, quando sotto la colata detritica che si era mossa dall'Antelao morirono intrappolati nella loro casa madre e figlio. Qui con me quindi Marco Zanetti, già consigliere comunale delegato alla frana. Voi siete esasperati. Zanetti, senta, partiamo dalla notte, che cosa è successo? Ma è successo verso le 11:30 che ci sono stati dei fortissimi eventi piovosi con un rumore tremendo. Io all'inizio credevo che fosse un aereo che passava a bassa quota, ma non finiva più di passare, e ci si è resi conto appunto di questi piovaschi, però erano stati in forma abbastanza breve, di 4-5 minuti l'uno, per cui all'inizio non ci si era neanche tanto allarmati, e poi invece è cominciato a scendere tutto dall'Antelao e ci siamo resi conto che stavamo rivivendo l'incubo del 2009, in cui avevamo avuto anche i morti. Quest'anno siamo, incrociando le dita e ringraziando Dio, fortunati perché non è successo niente alle persone, solo alle cose. Sono caduti anche dei massi, anche di una certa di proporzioni enormi, quindi è andata veramente bene, un mezzo miracolo. Certo, perché questo fenomeno che si chiama debit flow, in questa melma che vedete in giro, praticamente fa galleggiare questi grossi trovanti, questi grossi massi, e li trasporta facilmente a valle. Chiaramente poi dove si fermano i massi questa frana si devia a destra e a sinistra. Quello che è la cosa ed è il rammarico più grande, di cui sono molto amareggiato, che io ho lottato per 10 anni con il comune e la provincia. All'epoca avevamo trovato delle soluzioni che sembravano risolutive per questa cosa, che dicevano molto chiaramente che questi fenomeni non possono essere fermati, non possiamo costruire delle briglie, delle soglie, delle vasche, delle vaschette, cavare l'acqua dalla ghiaia, eccetera, dobbiamo farla sfogare verso valle. C'era un progetto del CNR, proprio qua sarebbe passato a un paio di centinaia di metri da dove siamo adesso il canale di sfogo. Si trattava solo di acquisire, che all'epoca erano in vendita, 7-8 villette del villaggio, costavano 250.000 euro, le avremmo comprate e lì avremmo fatto il canale di sfogo e non saremmo qui a piangere ancora adesso di danni e di morti. Invece si sono fatte delle soluzioni diverse, che anche contro la scienza, perché il nostro progetto era stato fatto dal CNR di Padova con consultazione a livello europeo di tutti i più grandi geologi, e abbiamo speso un sacco di milioni. Pensate, solo 1 milione per fare il sistema d'allarme, che non ha funzionato. Questa notte non ha suonato la sirena solo in ritardo e sembra azionata manualmente. Ecco, questo sottolineiamolo. Lei ci sta dicendo che il sistema d'allarme non è entrato correttamente in funzione, questo è grave. Assolutamente, ed è costato 1 milione di euro, glielo dico con cognizione di causa perché c'ero io quella volta in comune, i conti li ho visti. È uno scandalo. A parte che questi sistemi d'allarme che ti avvertono poi a 8-10 minuti prima dell'evento non è che siano risolutivi, però insomma comunque avrebbe allertato la popolazione per evitare che qualcuno uscisse e venisse travolto dalla frana. Allora Zanetti, io per il momento la ringrazio, noi ci aggiorniamo, restiamo qui tutto il giorno. Qui con noi c'è anche un regoliere che abbiamo sentito poco fa, ma poi appunto torneremo anche sulla sua versione dei fatti, torneremo anche su quella che è chiaramente la sua
visione delle cose. Con Stefano Bozzi ci addentriamo, adesso riusciamo perché i mezzi si sono spostati. Attenzione Stefano alla ruspa, procediamo con cautela. Allora, come vedi, ci sono persone che stanno spalando, che stanno cercando di rimettere a posto una situazione che davvero sembra compromessa da molte parti. Vediamo se qualcuno se la sente di parlare, anche se immagino. Signori, posso disturbarvi solo un attimo per media nord-est? Scusate il disturbo, posso disturbarvi? Cos'è successo stanotte? Signora, posso chiederle per Antenna 3 e Rete Veneta che cos'è successo stanotte? Insomma, si ripete un copione. Certo, la frana che scende dal monte e non è la prima volta che arriva in paese. Lei questa notte dov'era? Cosa ha sentito? Può un attimo raccontarci? Io mi sono svegliata alle 4 che c'era un rumore di acqua misto ghiaia e c'erano già tutti i mezzi in strada e poi alle 5 sono uscita a piedi, però stivali ovviamente andando sotto di mezzo metro e per raggiungere la strada per poter andare a lavorare. Immagino che siate esasperati perché appunto non è la prima volta. La prima volta, sì. A questo punto che cosa bisogna fare? Chi è che deve fare? Ah no, per me è la prima volta. Chi abita qui da più tempo ne ha passate già 4, mi sembra. Diciamo che fortunatamente non ci sono stati feriti, non ci sono state persone coinvolte. Quello per fortuna, sì. Grazie sì. signora, vi lascio lavorare, grazie davvero, gentilissimi. Chiaramente, direttore, le persone si sono subito rimboccate le maniche, siamo nel cuore del Cadore. Stefano vi sta mostrando proprio quello che stanno facendo in questo momento le persone. Quando parliamo di massi, quando parliamo di sassi, parliamo di questo, direttore, parliamo di una colata detritica di proporzioni gigantesche. Ecco, ora Cristian, magari è troppo presto ed è prematuro fare confronti rispetto ad altri eventi ecco, analoghi. Cristian, Direttore. adesso tra l'altro ricordiamo che i danni sono ben più gravi sopra il paese, perché qui siamo sulla strada, ricordiamolo, che collega Borca di Cadore a Cortina d'Ampezzo ed è una strada invasa dai detriti. Come dicevi, immaginiamoci cosa è successo più a monte, sotto l'Antelao, peraltro proprio lì in località Cancia c'è anche il villaggio dell'Eni di Borca di Cadore e temiamo che ci siano stati danni anche lì, villaggio che si pensava di utilizzare come villaggio olimpico e per fortuna invece che è stata scelta la località di Fiames. Volevo chiederti, più avanti, andando verso Cortina, c'era stata un'altra frana oltre San Vito di Cadore, tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Lì non ci sono stati grossi problemi, mi pare di capire. No, direttore, non ci sono stati in quella zona. Fai riferimento alla frana che si è staccata dalla croda della Marcora. In quel caso siamo sul gruppo del Sorapis tra San Vito di Cadore e Cortina. Ecco, lì c'è stata questa frana che si è staccata a 3.250 metri di quota. Siamo soprattutto sul territorio di San Vito di Cadore. In quel caso la nuvola di polvere aveva interessato anche dei mezzi in transito, tanta paura, tanta la preoccupazione. Poi fortunatamente gli uomini del soccorso alpino, dopo una serie di sopralluoghi, hanno scongiurato la presenza di escursionisti nell'area. Questo a dimostrazione del fatto che queste montagne, alla prova del cambiamento climatico, sono sempre più fragili. Adesso con Stefano Bozzi cerchiamo di superare questo cumulo di detriti, ma davvero si sprofonda, quindi cerchiamo, Stefano, una via alternativa per raggiungere anche la parte che dicevi tu, direttore, che si trova praticamente a monte di quella casa, e lì sostanzialmente che si trova anche
la vasca di contenimento, entrata che più volte è stata contestata e che era tracimata nella notte tra il 17 luglio e il 18 luglio del 2009, quando dentro casa morirono madre e figlio, il signor Zanetti e la signora Belfi, madre e figlio che appunto morirono intrappolati nel fango. Ecco, Cristian, questo era il fango. Intanto per ora ringrazio te e Stefano Folli, perché state lavorando in una situazione molto difficile. Ti chiedo un'ultima cosa: adesso l'Alemagna è completamente bloccata, si prevede un'ora per la quale sarà possibile passare? Guarda, la vedo dura, nel senso che il traffico viene fatto defluire al momento lungo la strada statale 51 bis, quindi si arriva a Tai di Cadore. A Tai di Cadore c'è la protezione civile fa defluire i mezzi pesanti e i turisti che si stanno avventurando lungo la strada statale bis, quella che porta da Auronzo di Cadore. Quindi per raggiungere Cortina serve fare il Tre Croci e quindi è un vero e proprio giro dell'oca. Ecco, vedi quanta melma, quanto fango, quanti detriti, massi, sassi. Questa è proprio la strada statale 51 che porta a Cortina. Questa è la strada olimpica. Sembra strano dirlo, sembra paradossale, ma questa è la strada che conduce alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Prima una memoria storica del paese ci diceva è il quinto fatto in 20 anni e anche stavolta solo per un soffio non è scappato il morto. Io mi ricordo, direttore, il 2009 ero qui con i colleghi e anche in quel caso veramente il paesaggio era lunare e quindi l'esasperazione dei residenti posso immaginare sia altissima, e adesso cercheremo di sentire altre voci. Cristian, grazie molte a te e a Stefano Folli. Chiedeteci nuovamente la linea appena lo potrete fare, è davvero una situazione difficilissima. Grazie, a più tardi. Vediamo dal Corriere del Veneto la testimonianza di una signora che ha postato questo video, sentiamo. Cancia scesa alle 23:30 di oggi. Non riesco a uscire di casa perché le porte sono bloccate dai sassi. Questa è via Antelau, guardate che disastro. Ed è solo un piccolo pezzo che riesco a farvi vedere, proprio perché, ripeto, ho le porte sbarrate. Questa è la quarta frana che colpisce la nostra frazione. Cerco di farvi vedere cosa c'è di qua, perché, ripeto, sono sul Poggiolo. Per fortuna almeno c'è tornata la luce e qualcosa riusciamo a vedere. Stanno cercando di aprire la 51 di Alemagna, un disastro. Adesso vi faccio vedere cosa è rimasto del mio giardino. Niente, abbiamo metri di sabbia. Questa era il mio giardino e pensate che la forza del vento era tale, sembrava baia, dove vedete il segno era pieno di alberi enormi. Non so nemmeno dove siano finiti, per non parlare di tutto il resto coperto da metri di ghiaia. Questa era la testimonianza di una signora, una residente nella zona, pubblicata dal Corriere del Veneto. Adesso andiamo avanti con la cronaca, ma sul fronte dei furti non cessano i raid dei ladri in tutte le nostre province. Andiamo da Valentina Visentin che si trova a Cadoneghe. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore. Ladri che si sono spostati purtroppo anche nel Padovano a farle le spese questo fine settimana, soprattutto il comune di Cadoneghe, con alcuni colpi, uno andato a segno, uno sventato, perché in questo caso si tratta anche di un consigliere comunale che si è accorto, ha sentito il rumore, ha scattato l'allarme e ha messo in fuga i ladri, vedendo appunto una macchina allontanarsi dalla sua abitazione. Ma anche nella notte tra domenica e lunedì ci sono stati altri colpi qui
qui nel comune della cintura urbana di Padova. E qui con me c'è il sindaco Marco Schiesaro, perché insomma sindaco, anche lei sta raccogliendo i messaggi dei suoi concittadini che hanno purtroppo subito i furti. Buongiorno a voi, sì, mi stanno scrivendo anche questa mattina l'ultimo, un cittadino mi ha avvisato che nella notte, quindi molto probabilmente anche durante il temporale, quindi con i rumori dei tuoni eccetera, si è un po' così nascosto il rumore, devono aver rotto lo specchietto, i finestrini dell'auto, e hanno rubato quello che c'era all'interno. Per carità, nulla di grande valore, però è sintomatico, ecco, di questa banda che sta girando soprattutto col favore della notte. Il tentativo di ieri a Cadoneghe Storica, quindi tentano di forzare lo scuro del balcone, scatta l'allarme, scappano verso i campi e qualche minuto dopo un altro tentativo, però lì è andato a segno, hanno rubato monili d'oro e della bigiotteria, anche lì il valore magari esiguo, ma era ed è soprattutto in termini affettivi. Hanno riposto tutto sulle lenzuola del letto e fatto un fagotto e sono scappati. Ecco, quello che sta accadendo naturalmente va monitorato, lo stiamo monitorando con l'ausilio delle forze dell'ordine. Chiedo naturalmente ai concittadini di informarmi, ma informare soprattutto le forze dell'ordine, perché per noi è fondamentale anche verificare i segnali premonitori. Molto spesso non agiscono da soli, ci sono dei pali, insomma tutte queste cose. Questa volta sembra sia stato visto un palo prima dei colpi. Sì. Già nel pomeriggio mi dicevano alcuni residenti avevano visto dei movimenti strani sui campi in mezzo al grano, sentivano dei fischi strani di avvertimento poco prima quindi della forzatura dello scuro. I residenti hanno sentito scattare l'allarme, ma non avevano dato molto peso, perché talvolta scattano anche autonomamente, e questo è vero. Quindi il monitoraggio e le segnalazioni sono importanti. Questi cittadini hanno già provveduto a denunciare il tutto ai carabinieri, che sono naturalmente in allarme e in allerta per eventuali ripetizioni. Speriamo ciò non capiti, però l'attenzione va tenuta sempre molto alta. E poi è importante ovviamente sarà anche il lavoro delle telecamere di sorveglianza, di cui comunque il comune di Cadoneghe è dotato in tutto. Una forse ha visto questa notte, si vede che non l'hanno notata, ma nel piazzale dove è stato rotto il finestrino c'è proprio una telecamera che inquadra la vettura. Grazie sindaco, speriamo dunque che non ci siano altri colpi nella zona del comune. Da Cadoneghe è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto per la parte tecnica. Sempre andiamo avanti con la cronaca. È stato il suo fedele cane a guidare due giovani escursionisti verso il corpo di Walter Affori, 56enne di Nervesa della Battaglia, morto su un sentiero in Alpago nel Bellunese, dove era andato a passeggiare in solitaria con il suo fedele amico. L'uomo, probabilmente colto da malore, è morto in un prato nella zona di Pian dei Tac. Il cane gli è rimasto vicino per un po', sperando potesse riaversi. Quando l'animale ha capito che l'uomo non si sarebbe rialzato, è riuscito a far scattare i soccorsi, trovando due giovani che hanno visto il cane visibilmente agitato. Lo hanno seguito e hanno quindi trovato il corpo senza vita dell'uomo riverso nel prato. Subito è stato attivato l'intervento del soccorso alpino dell'Alpago, che ha raggiunto il luogo in jeep per poi proseguire a piedi. Sul posto anche l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore. I soccorritori, in contatto diretto con i carabinieri, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata trasportata alla cella mortuaria di Chiesa d'Alpago. L'uomo, milanese di nascita ma trevigiano di adozione, era stato anche dipendente comunale di Spresiano per svariati anni. Una vicenda che riguarda ancora una volta gli animali. Qui si è trattato di un cane che ha vegliato sulla vittima, sul corpo del suo padrone. Invece qui si tratta di un gesto orribile, cioè di gattini lanciati dalle auto. È successo a Tezze e a Cittadella.
Potrebbe avere le ore contate l'autore dell'abbandono selvaggio di 2 gattini avvenuto nei giorni scorsi a Tezze e a Cittadella. In un caso alcune persone hanno notato un gattino volare dal finestrino di un'auto gettato tra i veicoli in transito a Belvedere. Si tratta di una femminuccia messa in salvo grazie all'intervento di una donna. A Cittadella è stato raccolto invece un altro gattino trovato abbandonato sempre in mezzo alla strada. Molto probabilmente si tratta di fratellini di cui qualche incosciente ha deciso di liberarsi, rischiando di ferirli oltre che creare incidenti stradali. Entrambi gli episodi sono stati segnalati alla LAV, che adesso procederà alla denuncia. Le autorità locali, che grazie alla descrizione dell'auto fornita dai testimoni e alle telecamere della videosorveglianza potranno risalire i responsabili, che dovranno rispondere di reato penale punito con l'arresto fino a 1 anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Servizio di Vanessa Banzatto, vediamo adesso la paura e la rabbia a San Michele di Bassano, dove i lupi hanno sbranato 5 pecore in 2 notti consecutive. 5 pecore sbranate dai lupi in 24 ore nella proprietà di Ugo Cappozzo a San Michele di Bassano, al confine con Varrovina. Uno shock per questo nostro telespettatore, che con tanto rancore in corpo ci racconta lo scenario che si è trovato davanti per 2 mattine di seguito. 3 pecore l'altra sera e 2 questa notte. Indubbiamente questi branchi sono diventati pericolosi ormai, però io ritengo che siano ancora più pericolosi le persone che sono sedute nei nostri uffici, che praticamente io li considero degli ignoranti perché ignorano le fatiche che facciamo noi per fare tutto questo, tenere pulito. Le pecore erano qua perché aiutavano l'uomo a tener pulita quest'area. Beh, ovviamente le pecore sono qui per fare pulizia. Ovviamente se non si fa pulizia rimane erbaccia, rimane erba secca con possibilità di principi di incendi. E dice, questa cosa è quello che succederà se si continua così, se si va avanti così? Beh, in futuro questo sarà l'avvenire. Cappozzo ha denunciato la predazione delle sue bestie dilaniate dai lupi ai carabinieri forestali. Certo è che la gente si sente sempre più abbandonata, soprattutto da chi governa e dovrebbe pensare alla tutela di chi vive e lavora in un determinato territorio. Noi non siamo tutelati. Noi siamo vittime, allora le pecore sono vittime dei lupi e noi siamo vittime della gente che è in ufficio. C'è tanta rabbia? Moltissima. In regia oggi abbiamo Italo Morao e Edoardo Paris. Ci trasferiamo a Venezia, dove un uomo non ha esitato ad intervenire a salvare una ragazza che era aggredita a calci e pugni in pieno giorno da un energumeno. Si chiama Stefano Bonaldo ed è il capo di gabinetto dell'autorità portuale di Venezia, l'uomo che è intervenuto per bloccare l'aggressore. Sentiamo. È una brutale aggressione che si è consumata in pieno centro a Venezia, in pieno giorno, perché eravamo tra le 11 e le 12 di domenica mattina. Una ragazza è stata aggredita a calci e pugni ed è stata salvata fortunatamente e casualmente da un passante che è qui con noi, si chiama Stefano Bonaldo ed è il capo di gabinetto del presidente dell'autorità di sistema portuale Adriatico Settentrionale. Stefano Bonaldo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Senta, cosa è successo ieri mattina? Beh, è successo che mi è capitato in modo assolutamente fortuito e inatteso di assistere a una scena assolutamente agghiacciante e raccapricciante. Ho visto inizialmente 2 persone di giovane età, la ragazza, una ragazza e un ragazzo, la ragazza più giovane del ragazzo, che si rincorrevano. Ho cambiato la mia traiettoria, sono entrato in quella calle e ho visto pochi secondi dopo quella che è stata la scena, una delle scene più brutte alla quale abbiamo mai assistito in vita mia, cioè di lui che si accaniva contro questa donna, questa ragazza, e lei riversa a terra e lui la prendeva a calci al corpo e alla testa. E io l'unica cosa che ho sentito di fare è stata avvicinarmi a loro e cercando di, come dire, dissuadere l'uomo dal perseguire. Mi sono frapposto fra lei e lui, senza mai toccarlo, ho cercato appunto di dissuaderlo e di spingerlo via. Altre persone, devo dire, si sono comunque concentrate nella zona, nel senso che altre persone sono accorse. Perché a quel punto c'erano molte urla anche da parte sua. Diciamo. No, io chiaramente avevo un tono di voce molto alto, perché cercavo urlando di spingerlo via. Si è avvicinata una signora con quella che credo fosse sua figlia e un altro signore.
che erano presenti si sono più rivolti, diciamo, alla ragazza per cercare di soccorrerla, avendo giustamente paura di avvicinarsi a quest'uomo che era completamente fuori controllo, completamente fuori di sé nell'atteggiamento. Mi ha dato l'impressione che fosse sotto l'effetto di alcol o di stupefacenti? Beh, sicuramente non era in condizioni normali, non era lucido, non era... Faceva qualcosa? Sì, contro di me inveiva in modo molto pesante con frasi che non ripeterò, ma che si possono immaginare in quei momenti. Invitava a farsi gli affari suoi? Sì, e anche cose un pochino più minacciose, diciamo, sì. Era italiano? Entrambi italiani, secondo me entrambi veneziani. Poi com'è finita? Poi è finita che io ho continuato a rimanere nella mia posizione e per lui a quel punto la situazione probabilmente è diventata più difficile da gestire, avendo capito che c'era troppa gente attorno, e ha cominciato ad allontanarsi dal luogo, dirigendosi verso il Canal Grande per poi prendere un'altra traiettoria. Io a quel punto ho chiamato le forze dell'ordine che mi hanno risposto prontamente, sono rimasto al telefono con loro cercando comunque di rimanere sui passi dell'uomo. Siamo arrivati fino all'area di San Stae, dove, complici i turisti, complici il fatto che insomma, la situazione non era facile, l'ho perso di vista. A quel punto non ritenevo di doverlo rincorrere ancora e ho preferito ritornare indietro. Sono ritornato nel luogo dell'aggressione, dove le altre persone che inizialmente erano con me stavano prestando tutto il soccorso dovuto alla ragazza, che era veramente fuori di sé. Aveva delle ferite evidenti, delle scoriazioni molto forti, ma lamentava dei dolori al corpo, particolarmente al collo, e la ragazza, appunto, essendo molto giovane, probabilmente assolutamente scioccata dall'esperienza, la cosa che continuava a ripetere era di voler vedere la madre e di chiamarla madre, che è riuscita, credo, a chiamare col suo stesso telefono. E cosa le resta di questa esperienza oggi? Credo che assistere a una scena del genere a Venezia centro storico e a quell'ora poi di mattina non è certo una cosa di tutti i giorni. No, da veneziano particolarmente innamorato della mia città e sempre convinto che la città fosse un posto in cui la qualità della vita e la sicurezza fossero dei paradigmi inviolabili. Trovo che sia una cosa assolutamente allucinante nel pieno del giorno, perché era quasi poco prima di mezzogiorno, in una calle che poteva essere trafficatissima, in una zona assolutamente trafficata da cittadini e turisti. Vedere una cosa di questo tipo mi dà la sensazione che la sicurezza in città non sia assolutamente garantita. Intervista di Filippo Fois. Restiamo a Venezia perché c'è la polemica che è finita addirittura sul New York Times che riguarda le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Quindi Jeff Bezos, come sapete, è il capo e il fondatore del colosso Amazon. Gli attivisti di Venezia, gruppi, comitati, si sono scagliati contro questo matrimonio che secondo loro non sa da fare, perché porterebbe, dicono, danni a Venezia, requisizione di taxi, requisizione di alberghi. Su questo ovviamente queste parole sono state contestate dal sindaco Luigi Brugnaro, insomma da tanti veneziani che invece sperano che queste nozze vengano celebrate regolarmente, perché portano sempre molte risorse, molta economia. Sentiamo cosa dice a riguardo l'associazione degli albergatori veneziani. Jeff Bezos viene a Venezia, si sposa, lascerà una cifra di 22 milioni di euro, importante, ma che è una briciola nell'ambito del fatturato turistico di Venezia. Venezia fattura quasi 3 miliardi di euro all'anno di fatturato turistico e la città vive sostanzialmente di turismo, per cui benvenuto Bezos, però chi dice che Venezia si arricchirà grazie al suo matrimonio dice una cosa non vera. Il fatturato dell'industria turistica a Venezia è tale da ridimensionare in proporzione persino le spese dei 3 giorni di festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos. Secondo l'Associazione Veneziana Albergatori, però, le nozze del secondo uomo più ricco del pianeta avranno o dovrebbero avere un effetto rilevante nella promozione di un turismo d'alto profilo, che è quello a cui la categoria punta per il futuro. A Venezia in questo momento ci sono 35 alberghi a 5 stelle, quindi un'offerta altissima, e che diventeranno 40 nel giro di un paio d'anni, e con circa il 65-70% dei posti letto complessivi della città che si collocano nelle prime 2 categorie, cioè i 4 e i 5 stelle. Il matrimonio di Jeff Bezos ha però anche riacceso il dibattito sulla necessità di differenziare un'economia cittadina, al momento quasi unicamente a traino turistico. Sono d'accordo anche gli albergatori, che però rivendicano il proprio ruolo a Venezia. Il 70% di quello che incassano gli alberghi viene speso in acquisto di beni e servizi a Venezia e dintorni. L'avvocato degli alberghi è veneziano, l'architetto è veneziano.
colui che gestisce le manutenzioni, il caldaista, l'elettricista e via dicendo sono tutti veneziani. Chi produce le linee cortesie sono industrie del territorio veneziano. Al di là della pubblicità che questo, come altri matrimoni famosi, porterebbe a Venezia, c'è chi, come l'avvocato Francesco Mario Delia, dissociandosi dalle proteste anti-Bezos, chiede direttamente all'uomo con un patrimonio stimato abbondantemente sopra i 200 miliardi di dollari un dono per Venezia. Un'associazione per promuovere alcune azioni importanti di recupero del patrimonio di Venezia, come l'isola della Poveglia, come l'isola di Santo Spirito, l'isola delle Grazie, che tu potrai valorizzare e riaprire al pubblico veneziano perché possano essere amate, gestite e usufruite. Caro Bezos, buon matrimonio, ti aspettiamo, ricordati che hai una grossa parte di veneziani che sono dalla parte tua, non farti intimorire. È detto da un veneziano doc come l'avvocato Delia, è una dichiarazione molto importante, come importanti sono state le parole l'altra sera a Focus dell'assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia, Francesca Zaccariotto. Detto questo, penso anche a molti altri personaggi che hanno scelto di celebrare le proprie nozze a Venezia. Penso a John Clooney, che è stato gli ultimi agli indiani che sono venuti. Quindi Venezia è città nel mondo, per fortuna, che attrae anche questo tipo, di personaggi che la scelgono fra moltissime altre città nel mondo. E quindi io credo che sia folle quello che sta accadendo. Ben fa il mio sindaco, il nostro sindaco Luigi Brugnaro, ad essere arrabbiato, perché io credo che questo sia anche un danno che noi facciamo alla città di Venezia. Cerchiamo di creare eventi, di far sì che sia una città accogliente e poi chi la sceglie la accogliamo con questo striscione. Io, se potessi, citerei queste persone per danno e, come ha detto il sindaco, rischiamo che il Bezos di turno decida di dire vabbè, non vengo e scelgo un'altra località. Assessore ai lavori pubblici del Comune di Venezia l'altra sera a Focus sulle notti di Bezos. Adesso torniamo, ci ricolleghiamo con il nostro inviato Arboit a San Vito, a Borca di Cadore, insieme all'operatore Stefano Folli. A te, Cristian, grazie. Sì, grazie a te, direttore. Allora, con Stefano siamo in questo momento sul secondo fronte di frana. Ce n'è più di uno, stiamo tentando di attraversarli. Abbiamo parlato con alcune persone che ci hanno raccontato del forte rumore sentito questa notte. Un ragazzo in particolare che sta spalando in questo momento e che Stefano adesso vi mostra, ci ha raccontato che si trovava, non riesco a raggiungerlo perché qui i movimenti sono abbastanza lenti, ci ha raccontato che si trovava al piano terra quando ha sentito il rumore, questo rumore inquietante di questo pezzo di montagna, di fatto che si stacca un fiume di melma, più fiumi di melma. Quello che adesso vi sta mostrando Stefano è il primo fronte di frana venendo in su, quindi in direzione Cortina. Questo, che è ancora molto ma molto più ampio, è il secondo fronte di frana e qui potete vedere la dimensione, direttore, dei massi che si sono staccati, che sono sia sassi che massi detritici sostanzialmente, che si sono formati durante la caduta di questa frana. Ecco, qui l'immagine è ulteriormente impressionante. Stefano adesso mi raggiunge. Qui, Stefano, se restiamo sul bordo non sprofondiamo. Ecco, poi, direttore, ci sarà tempo di raggiungere anche altri cittadini, ma forse in questo momento quello che conta di più è vedere le immagini e dire che appunto
su questa zona in questi anni si sono spesi milioni e milioni di euro, non solo in progetti ma anche in opere. Tra l'altro negli scorsi anni è stata installata anche una rete con tecnologia giapponese, ma evidentemente nemmeno la tecnologia giapponese ha fatto i conti con la furia dell'Antelao. Ecco, questo è il centro di Cancia, direttore. Ecco, tu prima facevi riferimento alle case a monte, no? Ed è qui che siamo praticamente ora. Possiamo vedere dall'alto la strada statale 51 di Alemagna, la strada olimpica e le case lambite da questo fiume di fango. Ecco, in questo momento riusciamo anche a superare questo secondo fronte di frana. Ne vedo anche un terzo. Questa, tra l'altro, direttore, lo dico sempre a beneficio di chi sta a casa e che magari conosce la zona. Del resto questa è una delle zone più turistiche del Veneto e d'Italia. Questa è la ciclabile che porta a Cortina. Solitamente qui passano in stagione centinaia, migliaia di turisti, cicloturisti al giorno. Ecco, adesso anche Stefano mi raggiunge. Grazie davvero Stefano Bozzi, perché io mi muovo con difficoltà. Lui ha anche la telecamera, tutti gli zaini per la diretta. Ecco, lì c'è la chiesa di Cancia, la strada che è ancora ricoperta dai detriti, strada che ovviamente è chiusa al traffico, e in questo momento tra l'altro sta cominciando a piovere parecchio. Questo è anche l'incubo di Giampaolo Bottaccin, l'assessore regionale, che abbiamo intercettato alle 11:30, perché la preoccupazione è questa, e cioè che la situazione possa peggiorarsi nelle proprie ore a causa di queste precipitazioni attese. Del resto c'è un bollettino anche di allerta gialla a livello regionale. Allora, direttore, prima di restituirti la linea volevo scoprire con te questo terzo fronte di frana e capire quanto sono rimaste coinvolte le abitazioni in questo lembo di Cancia, all'altezza della casa cantoniera dell'ANAS, sempre per dare dei punti di riferimento al pubblico a casa. Ecco, questa sembra una frana più contenuta, estesa ma contenuta. Lì sta operando anche una ruspa, anzi più ruspe. Ecco, forse riusciamo a intercettare anche dei residenti. Stefano, forse riusciamo a parlare con i signori che si trovano davanti a questa casa. Vediamo un attimo. Qui è più facile camminare, non si sprofonda. Qui forse anche le ruspe hanno già fatto il loro lavoro. Allora chiedo se... Salve, buongiorno. Siamo in diretta su Rete Veneta. Buongiorno, salve. Posso chiederti cosa è successo stanotte? Tu abiti? Stanotte alle 11:30 è venuta giù la frana. Tu eri in casa? No, è casa sua, io sono un suo amico. E sei venuto ad aiutarlo? Aiutarlo. Come si chiama? Silvano. Ivano. Possiamo parlarci un attimo? Ecco, proviamo a raggiungere Ivano. Se per caso... Ivano, salve. Vediamo se per caso, cortesemente, ci possono dire qualcosa. Ecco. Ivano, salve. Scusi, siamo in diretta su Rete Veneta, capisco il momento. Cos'è successo stanotte? Lei era in casa? Sì, eravamo in casa come tutti qui, ha piovuto tantissimo tra le 10:30 e 11. Poi è venuto giù quello che avete visto. Io sono stato ancora fortunato perché sono alla fine
della frana, per cui va bene così, stiamo già pulendo, anche piove di nuovo, speriamo che stanotte siamo un po' più tranquilli. Ha sentito un rumore? No, io stavo dormendo, sono stato svegliato da un mio amico dicendomi c'è la frana e ho guardato fuori dalla finestra, noi avevamo pochissima detriti, infatti se vedete, se non c'è tantissimo qui, gli altri hanno sentito un bel disastro. E a questo punto cosa bisognerebbe fare? Lei da quanti anni è che abita qui? Da 40 anni, da quando ho 40 anni bisogna fare dei lavori che devono essere fatti come si deve. Evidentemente non li hanno fatti come si è. Evidentemente si può guardare, si potevano fare meglio, si poteva fare sicuramente qualcosa di diverso, purtroppo è andata così, fortunatamente non si è fatto male nessuno. Però siamo qua di nuovo a pulire dopo 15 anni che era successo e ci avevano detto che praticamente era quasi diventata di nuovo una zona super sicura. Lei che ricordi ha del 2009? Ma io non c'ero neanche a casa, ero qua a Cortina, avevo una fidanzata che abitava a Cortina e sono arrivato che questa zona qui non era mai stata presa, era stata presa sempre la zona più in là. Qui il materiale è arrivato per i muri di contenimento che hanno fatto, che invece che proseguire il canale ha continuato a portare il materiale da questa parte qua, quindi insomma così è. Grazie Ivano, grazie, buon lavoro. Direttore, ti restituisco nuovamente la linea da Cancia. Grazie a Cristiano Arboit e a Stefano Bozzi, avrete visto in quali difficoltà lavorano i nostri inviati, camminare in mezzo al fango, tra l'altro reggendo la telecamera e sprofondando spesso nella melma. Poi avremo altri aggiornamenti da Borca di Cadore, in questa località Cancia, frazione di Borca di Cadore, dove c'è stato il grosso di questa frana e i danni più gravi. Intanto torna sotto i riflettori la spiaggetta della morte di Campo San Martino, già teatro di tragici episodi. Ieri è stata presa d'assalto dai turisti che hanno violato il divieto di balneazione. Oggi il consigliere regionale Luciano Sandonà lancia l'allarme ed è pronto a denunciare i trasgressori ai carabinieri. Eccolo nell'intervista di Vanessa Banzato con il contributo tecnico di Alessandro Costacurta. La spiaggetta della morte, stiamo parlando della spiaggetta a ridosso del fiume Brenta a Campo San Martino, già teatro di episodi di cronaca drammatici con la morte solo l'anno scorso di 2 giovani che si erano tuffati nelle acque del fiume. Con me il consigliere regionale Luciano Sandonà. Perché consigliere, è vero che il divieto di balneazione c'è da anni, soprattutto in quel tratto, ma in generale lungo tutto il fiume Brenta, eppure ci sono tantissime persone che continuano a frequentare la spiaggetta e soprattutto tantissime persone che si gettano incuranti del divieto nel fiume. Il cartello di divieto c'è lì, non c'è solo nel punto di entrata della spiaggetta, ma ce ne sono diversi di cartelli. Poi il fatto che ci siano delle persone nella spiaggetta poi gli fa venire questo desiderio anche di entrare in acqua nelle giornate specie molto calde tipo quelle di ieri, ma poi che andranno aumentando fino ad arrivare in agosto, insomma, a una frequentazione sempre più numerosa della spiaggetta. Poi le persone magari cominciano ad entrare piano piano nell'acqua, che ricordo in quel tratto del Brenta è anche molto fredda fra l'altro, e poi si arriva vicino più che altro al punto dove ha creato tanti morti, che è un punto ben delimitato nelle immediate vicinanze del ponte sul Brenta, al di là verso diciamo a valle del Brenta, dove c'è questo punto appunto in cui sono state inghiottite solo negli ultimi 2 anni 3 persone. Ecco, di cui uno, ricordiamo l'anno scorso, Stefan Cristoiu, è una persona che era nella spiaggia e che ha tentato di soccorrere l'altra persona che purtroppo è annegata. Poi alla fine sono annegati tutti e 2 perché la forza delle acque in quel punto è talmente grande che ti trascina letteralmente giù. Lei dice adesso basta, adesso bisogna assolutamente denunciare chi trasgredisce a questo divieto di balneazione e tra l'altro si è rivolto anche al sindaco. Bisogna coinvolgere anche il genio civile perché bisogna chiudere, lei dice, quel tratto. Più che altro bisognerebbe chiudere l'entrata della spiaggetta, che è una sola, e non dare la possibilità per i 3 mesi, i 2 mesi e mezzo
di caldo, quando veramente la gente va lì per prendere il sole e anche per fare il bagno, che il problema non è il fatto che prendono il sole, chiaro, quello è demanio pubblico, lì ci possono entrare le persone, ci sono anche dei pescatori negli altri periodi dell'anno, è un posto veramente incantevole che si vede fra l'altro nel passaggio della provinciale attraversando il ponte, e questo invoglia la gente a entrare e a fermarsi nella spiaggia. Molte persone di quelli che vanno non sanno dei pericoli del Brenta, solo per la maggior parte, per non dire per la quasi totalità degli stranieri che non conoscono la storia del Brenta e le insidie e i pericoli di quel tratto del Brenta in quel punto esatto. È per quello che la proposta è molto semplice, è quella di inibire l'entrata. Di inibire l'entrata non è di difficile realizzazione, di inibire l'entrata per far venire meno questo problema che è diventato gravissimo negli ultimi 2 anni. Cosa bisogna fare per inibire questo accesso alla spiaggetta? Basta porre una recinzione di un certo tipo, non sono un esperto in materia, ma so per certo insomma, che non ci sono delle problematiche insormontabili per far questo, anche perché gli autorizzati in ogni caso, cioè coloro che dopo devono intervenire su quel tratto del Brenta, quindi gli addetti al genio civile piuttosto che gli addetti municipali, potrebbero sempre entrare. Lei ha detto io sono pronto anche a denunciare i carabinieri se vedo che queste persone continuano a trasgredire. Io ho fatto delle segnalazioni anche ieri ho tentato di allontanare le persone, c'erano ben 10 in acqua quando sono passato io, ho realizzato anche dei video, dei filmati, li ho allontanati personalmente all'acqua, però poi ho chiamato anche la forza pubblica per farli uscire. Sono contro il sistema sanzionatorio vero e proprio delle persone che entrano in acqua, però bisogna che questi si rendano conto del pericolo che corrono, perché poi c'è da dire che anche il fondo è limaccioso, è un fondo a volte fatto di melma e quindi si fa presto a scivolare, si scivola, si perde l'aderenza col terreno ed è un attimo finire in una zona di estremo pericolo. C'era ancora una decina di persone in acqua? Sì, fra cui delle persone a metà spiaggetta che erano addirittura che avevano formato una catena umana e entravano fin dentro il Brenta, fino a metà Brenta, una cosa inverosimile e pericolosissima. Così il consigliere regionale Luciano Sandonà, e dal Brenta passiamo al Bacchiglione perché sta arrivando il progetto esecutivo del nuovo ponte di Debba. Il Bacchiglione peraltro è noto in periodi di alluvioni per esondazioni che hanno provocato grossi danni. Sentiamo Luisa Bertini con Simone Squarcino, il nostro operatore. Nuovo ponte di Debba che si appresta ad un altro step decisivo, il progetto esecutivo oggi illustrato alla stampa, siamo in compagnia con il presidente della provincia Andrea Nardin, un passo importante. Sì, credo che a piccoli passi ma passi decisi si vada verso l'avvio dei lavori. Questo è un passo strategico che è quello della definizione del progetto esecutivo che ora va in approvazione agli enti. Con questo si definiscono anche gli importi, che era un'altra incognita, quindi l'aumento prezzi è sul 1.200.000 euro, di cui 1 milione provincia di Vicenza e 200.000 euro comune di Vicenza, per arrivare complessivamente a oltre 14 milioni di euro solo di opere infrastrutturali per quanto riguarda viabilità e comune di Vicenza. Ci sarà poi l'importo che dovrà essere aggiunto da Vireti e Viacqua. Quello che è bello anche poter comunicare è che grazie appunto alle evoluzioni progettuali e alla necessità di avere una struttura di supporto per Vireti e Viacqua sarà possibile avere anche una passerella laterale per poter consentire il passaggio dei pedoni con più agevolità e in sicurezza. Ecco, questa è un'opera strategica, ricordiamo che si trova in Riviera Berica al confine con l'Ungaria. Sì, questa è un'opera assolutamente strategica, tra le più importanti nel programma della provincia di Vicenza, unisce la Riviera Berica al casello di Vicenza Est, quindi questo primo step speriamo possa essere appaltato o messo in gara entro fine anno. Io ringrazio il presidente della provincia per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini, ovviamente anche al Presidente. Si è chiusa la Triveneta del centenario degli Alpini a Conegliano, 3 giorni fantastici che vi abbiamo raccontato in diretta con le reti di Media Nord-Est, Antenna
Rete Veneta abbiamo ancora una volta ottenuto dei risultati straordinari dal punto di vista degli ascolti, soprattutto durante lo sfilamento, quello più atteso, delle penne nere, guardando già a Gemona del 2026. Rullo di tamburi. Prego Francesco. Partiamo dall'atto conclusivo, partiamo dal momento in cui il numero 1 degli alpini di Conegliano, Francesco Botteon, passa la stecca al suo pari ruolo di Gemona, Ivo Del Negro. Perché quello degli alpini è un filo rosso che non si interrompe mai, che non conosce la parola fine e guarda sempre avanti. La città del Cima saluta la Triveneta del centenario e delle 100.000 presenze, riservando le emozioni più forti alla grande mattinata dello sfilamento. Dopo la festa e i cori è il momento degli occhi lucidi. Sfilano le autorità, i sindaci, i labari e poi sfilano loro, le sezioni, da Bolzano e Trento al Friuli Venezia Giulia. Grazie Trento, grazie Trentini per essere così vicini e numerosi. Quando saremo fuori dalla Valsugana, noi ci daremo la mano. Ecco gli alpini della Carnia con la stella alpina nel cuore, che vuol dire fa il piccolo, fa il grande. Cima Vostanis, Creta Verde, Iop, vuol dire Zermula, vuol dire la creta di Hype, vuol dire la Marianna. Poi tocca il Veneto, da Verona a Valdagno, da Asiago a Vicenza, da Bassano a Padova fino al Cadore, uno spettacolo continuo. Partiti, eccoli! Mai Strack! Grandi ragazzi, avanti così! Il paracadute si riempie di orgoglio e di applausi! Ortigara, 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 Monte Santo dell'Alpino, la tua croce invoca il cielo, solo pace, sol pietà, sezione, alpini, Monte Ortigara. Sfilano portando il simbolo dell'associazione, la colonna mozza, là dove c'è scritto per non dimenticare. Poi arriva la marca alpina, dalle colline di Valdobbiadene fino al Piave. E se questa è la terra del Piave, ecco gli alpini eroici del Montello, eccoli qua, la famiglia alpina di Treviso. Spicca tra tutte la medaglia d'oro di Enrico Reginato e da parte nostra il reverente saluto alla signora Imelda Reginato, che oggi sappiamo ci sta guardando. Senza dimenticare le salmerie di Vittorio. Dalle Alpi agli Appennini, dal centro Italia alla Val d'Aosta, al Friuli, il mulo protagonista della dura vita di montagna. E quando tocca a Treviso, con Mario Conte in testa, il pensiero non può che andare a Giancarlo Gentilini. Come a Biella, anche stavolta non c'è il cappello alpino in ricordo, ma le parole riempiono il vuoto. Il pensiero e il ricordo va a uno di noi, va a Giancarlo, va a quel sindaco della città di Treviso che per 3 lustri ha rappresentato la trevigianità, ha rappresentato l'amore alpino, ha rappresentato la grandezza della Marca. Infine, tra un omaggio del cielo e l'emozione, i padroni di casa di Conegliano, felici di un'edizione indimenticabile. Sorvolano gli aerei storici della collezione Jonathan, della collezione di Francesco Zanardo, sorvolano oggi nei giorni del solstizio, sorvolano la città di Conegliano. In questo viale Mazzini che si accinge ad accogliere e a ricevere gli alpini della sezione della città del Cima, ci sono le lacrime, c'è il senso di appartenenza, c'è l'orgoglio di essere parte
questa famiglia, questa è la famiglia degli alpini, è la nostra grande famiglia. Siamo tutti noi, siamo i 60.000 dell'area coneglianese. Tosat, me viene da piangere, siete grandi. Insomma, avete sentito anche l'emozione dello speaker, che è straordinario perché parla durante tutto lo sfilamento senza tregua, quindi voce rotta dall'emozione. Avete visto anche delle immagini fantastiche riprese dal cielo, è stato su, vedete qui un Fokker, questo è il Fokker della Grande Guerra di Francesco Baracca, del Barone Rosso, e queste immagini sono state dall'aria consentite dal lavoro di Paolo Bottero, che è il nostro direttore generale, che si è prodigato per, vedete, una GoPro, per collegare, fissare una GoPro proprio davanti alla cloche tra le due mitragliatrici di questi aerei leggerissimi e anche difficili da pilotare. Grazie a questo lavoro è stato possibile riprendere dall'alto tutta la città durante lo sfilamento, immagini straordinarie che hanno contribuito a far registrare a Media Nord-Est il picco di ascolti. Non c'è stato confronto con la concorrenza, quindi grazie non soltanto a tutti i nostri giornalisti, ai tecnici, ma anche a Paolo Bottero, che ovviamente si occupa dell'organizzazione di Media Nord-Est per quanto riguarda la parte tecnica di queste adunate. Una Triveneta nel nome della pace, del richiamo alle nuove generazioni, e il bilancio di 3 giorni di organizzazione pressoché perfetta. È il raduno della pace, visto considerato che siamo reduci da queste tristi notizie di quello che sta accadendo in Teheran con i bombardamenti e viceversa con la risposta su Israele, ma anche l'Ucraina e i 60 conflitti del mondo che abbiamo, quindi il messaggio di pace parte direttamente da Conegliano. È pace la parola che risuona di più allo sfilamento delle penne nere, l'appello della città del Cima che ha vissuto 3 giorni indimenticabili. Il padrone di casa è ancora emozionato. I brividi per una città che ha riconosciuto il valore degli alpini, ha voluto festeggiarla tutti assieme in maniera educata, seria, civile, come ci aspettavamo, per cui nessun incidente in 2 giorni, nonostante ci siano state, compreso oggi, quasi 100.000 persone. Diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci aspettavamo. Uno sguardo alla pace e uno al futuro, ai giovani. Il numero 1 dell'ANA non molla la sua battaglia per il servizio civile obbligatorio, non vuole chiamarlo mininaia. Gli alpini stanno facendo la loro parte con i campi scuola, ma da Roma serve di più, serve che la politica decida. Deve diventare qualcosa di più, deve diventare qualcosa che coinvolga tutti i giovani e che gli faccia fare un periodo tutti, non dico che deve essere un periodo strettamente tipo la naia di una volta, ma un periodo in cui tutti i giovani devono saper stare insieme, saper guardare l'altro, saper fare quello che noi diciamo mettere il noi prima dell'io. Questo è fondamentale ed è un bene sia per i giovani, sia per la nostra realtà, sia per il nostro Stato, sia per la nostra amata Italia. Devono capire meglio il senso di identità, di appartenenza, che non vuol dire escludere gli altri, ma vuol dire capire intanto chi sei, capire i tuoi valori, capire le tue responsabilità. Uno che non conosce le proprie radici è veramente qualcosa che non può andare bene. E purtroppo la scuola di oggi, lo devo dire con forza, non dà questo tipo di insegnamento. Io ho 8 nipoti e lo vedo, non dà questo insegnamento, non dà le radici, non fa capire chi siamo. E Zaia rilancia con una proposta. Ma io direi che potremmo tranquillamente dire che i ragazzi intercettati col tema degli alpini potrebbero essere assolutamente formati per quello che è l'emergenza di protezione civile, visto e considerato che quando chiamiamo gli alpini ci sono sempre. Avere un pelotoncino di pace che è presente in alluvioni, terremoti, incidenti stradali, piuttosto che per colonne mobili che vanno in Italia o all'estero, questo potrebbe essere il grande obiettivo. E tantissime le voci che sono state raccolte da Lucio Zanato e da Omar Costantini lungo le strade della città in attesa dello sfilamento. Ma lei è ancora in giro da stanotte? No, sembra di no, era il mio socio. Ho capito. Una controfigura era quella. No, adesso l'organizzazione mi sembra che sia perfetta. Complimenti per ieri sera. Bene. Io vi ho seguito in televisione perché mi ero poi stancato, ho una certa età,
però siete stati magnifici, complimenti. Una 3 giorni stupenda. Sicuramente, anche perché ci richiamiamo sempre ai soliti nostri valori. Saranno sempre i soliti, ma è solidarietà e quando serve ci siamo. E soprattutto quando si vede tanta gente in arrivo, no? Questa dà ancora più voglia. Sicuramente, ma non avevamo dubbi. Voi siete, diciamo, lo stand della Proloco, quindi con Conegliano. E ci racconta un po' del suo raduno, perché mi pare di capire, mi diceva prima, sono allora, questa è la nostra prima esperienza come Proloco in un ambito così importante. E è stata una sfida perché noi abbiamo iniziato da 2 anni e mezzo. Però sapevamo che le persone che collaborano con noi, che sono tutte loro, sono in gamba e avrebbero dato il massimo. E così abbiamo deciso appunto di provare. Fino adesso è stata un'esperienza bellissima. Sempre pronti, sempre attivi e sempre presenti soprattutto. Appena arrivati, appena scesi, adesso andiamo all'ammassamento e speriamo che vada tutto bene. È già pronti insomma a partire? Già pronti qua, tutti i gruppi qua della Pedemontana. La Pedemontana Veneta già pronta in prima linea, come si dice? Sì, Fietta, Paderno, Monfumo e Castelcucco. Visto dalla parte femminile, che cos'è un raduno di alpini? Non saprei rispondere. Una cosa importante, una cosa importante molto sentita. Ecco, ma sentita perché ci dice, sembra quasi di vedere... Ma chi ha avuto in famiglia... Sì, ma uno dice, sembra una cosa quasi da combattenti e reduci. E invece... Assolutamente no. Chi ha avuto qualcuno in famiglia che era alpino se la porta dietro questa cosa nel cuore. Siamo pronti, sì, siamo pronti per la sfilata, adesso vediamo un po', facciamo un giretto e via. Tranquilli e pacifici, il sole ci riscalda. Siete scesi col fresco? Sì, siamo scesi col fresco, si dà belluno, insomma. Conserve. Conserve come va? Bene, dai, siamo in parecchi. In quanti siete più o meno oggi? Siamo in una trentina. Che cosa? Conserve? Trentina? Sì, più o meno una trentina, sì. E tutti aggregati. Aggregati, simpatizzanti, tutte quelle cose lì. Il capogruppo cosa dice? Che siamo felici di essere qua, una bellissima giornata, un posto meraviglioso. È importante portare avanti la memoria delle portatrici carniche. Sì, siamo dirette discendenti e il Museo della Grande Guerra di Timau ci ha dato questa opportunità, ha creato il gruppo storico e noi con tutto il cuore portiamo avanti la memoria delle nostre nonne. Qua vediamo insomma futuri probabilmente, no? Chissà, sì, futuri. Diciamo che la via è ben avviata, dunque... L'importante è che il cambio generazionale serve. Sì, serve, certamente. Grazie. Bene, buon raduno anche a voi. Grazie. E chiaramente anche al Pargolo che sta giustamente in questo momento. Ne sono due. Non ce ne eravamo accorti, ma c'è anche il bis, ecco, quello più grande. C'è il piccolo e il grande. Ciao. Come ti chiami? Samuele, ciao. Buon raduno. Vice Lucio Zanatto e Omar Costantini, erano a Conegliano anche Filippo Fois e Ferdinando Caravello. Andiamo in pubblicità, torniamo ancora con le penne nere, poi ci ricollegheremo con Christian Arboit dalla strada Alemagna tra Cortina e San Vito di Cadore, perché ci sono state 2 frane, una particolarmente seria che ha provocato grossi danni a Cancia. Tra poco. In diretta Borca di Cadore con i nostri inviati Christian Arboit e Stefano Bozzi. Christian, dici tutto. Allora direttore, sono le 13.09, ha ricominciato a piovere, questa è l'ipotesi che lo scenario che non si doveva verificare perché appunto è tutto ancora in corso, siamo ancora nel pieno dell'emergenza con la statale di Alemagna verso Cortina chiusa al traffico. Lì vedete, ecco, Stefano Bozzi vi inquadra appunto il mezzo della polizia. Quella è una delle rotatorie appunto che porta
su Cortina c'è un blocco del traffico anche lì per i residenti della zona. Sono 3 i fronti di frana che si sono aperti, li abbiamo contati, abbiamo attraversato in questa ora e mezza di fatto il paese e ne abbiamo contati per l'appunto 3. Il primo, quello storico, poi un secondo particolarmente esteso e anche un terzo. Prima avete sentito il signor Ivano che ci diceva non era mai successo in questa zona del paese, anche perché a monte ci sono delle briglie. Un altro residente, Roby, è anche titolare da un po' di tempo del distributore qui di Borca di Cadore. Roby, com'è andata la notte? Tu abiti in una delle case che si trovano proprio lambite dal fiume di fango. No, noi siamo arrivati ieri sera perché eravamo a Belluno, il tempo di arrivare a casa, una forte pioggia, ma fortissima, e di seguito è continuato a suonare l'allarme e anche l'abbiamo preso paura, siamo usciti un attimino fuori di casa e il fango che veniva giù per le strade. Ecco perché l'allarme ha suonato, ma il tema è che ha suonato con ritardo. Secondo me sì, perché il fango era già per le strade, quindi secondo me è suonato un po' in ritardo. Sì. Quindi quando c'è stato il frastuono, il suono dell'allarme, voi vi siete messi in moto, ma già il fango aveva lambito, aveva coinvolto le abitazioni. Sì, esatto, anche tutti gli altri vicini hanno iniziato a uscire fuori di casa e anche non c'era più luce, era saltato anche la corrente. Insomma, sì. Ecco perché c'è stato un blackout generalizzato e anche protratto nel tempo. Sì, esatto, sì. E quindi vi siete subito, non avete dormito, nessuno ha dormito stanotte? Sì, siamo qua un po' agli occhi quasi chiusi perché per paura non abbiamo dormito di notte. Comunque hai deciso di aprire perché questo è un presidio del territorio, c'è il bar, c'è il distributore, immagino che tanta gente si fermi anche a chiedere indicazioni. No, a parte quello noi facciamo il nostro orario, non sapevo neanche che le strade erano chiuse. Ho saputo dopo con i clienti che hanno detto che le strade erano chiuse, ma non passava più nessuno. Esatto. Senti Roby, solo un'ultimissima considerazione, questa è la strada che dovrebbe portare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, non è un dettaglio da poco. Esatto, sì, è la strada principale, quindi bisognerebbe avere forse maggiore attenzione. Sì. Grazie Roby, titolare del distributore appunto qui a Cancia di Borca di Cadore. Sempre per dare dei riferimenti spazio-temporali, noi ci siamo messi al coperto direttore sotto il distributore di Roby che ringraziamo perché appunto piove, non è una pioggia fortissima, però chiaramente è una pioggia che preoccupa ed è una pioggia che non ci voleva in questo frangente. Scusa se volto le spalle, ma voglio capire che cosa sta accadendo anche in direzione appunto di Borca di Cadore, perché l'intenzione mia e di Stefano è quella di raggiungere il municipio che si trova qui poco distante, ma appunto volevamo sentire anche altre persone. Tra l'altro voglio mettermi in contatto in questi minuti con Nives Milani, che qui conoscono tutti. Nives Milani è la conduttrice storica di Radio Cortina e la sua casa è rimasta lambita, appunto coinvolta più che lambita da un fiume di melma nella notte, così come era rimasta pesantemente coinvolta nel 2009. Il video che è diventato virale in rete è il suo, quindi cercherò di contattarla, ma chiaramente sono ore abbastanza concitate un po' per tutti e ci sono delle difficoltà di movimento. Allora direttore, farei così, se hai ancora qualche attimo vado a intercettare anche questi ragazzi che stanno spalando, se c'è tempo e modo vediamo di raccogliere altre informazioni approfittando del fatto che la pioggia non è fortissima. Salve, buongiorno, possiamo disturbarla per Rete Veneta, siamo in diretta. Sì. Ecco, posso chiederle la notte, lei abita qui, cos'è successo? Sì, eravamo nella casa lì dove è venuta la frana, niente, alle 11:30 abbiamo sentito rumore, è scesa la frana e poi niente, questo è. Lei dove abita precisamente? Qui, proprio sotto la frana, dove è arrivata la frana. E la frana quella storica, quindi sì, la prima? Esatto, e niente, abbiamo le macchine sommerse,
e siamo andati via, siamo tornati stamattina per cominciare a mettere a posto, però adesso è pericoloso. Perché in un primo momento voi siete stati evacuati? No. Comunque vi siete allontanati? Ci siamo allontanati, abbiamo aspettato, è scesa la frana perché è scesa in pochissimo tempo e poi abbiamo aspettato un attimo che si calmasse il temporale, poi siamo andati via. Assolutamente. E adesso rimanete a distanza di sicurezza perché è ricominciato a piovere? Sì, esatto. Adesso per oggi abbiamo smesso e vediamo di tornare domani se il tempo permette. Ma in casa c'è tutto, chiaramente avete tutto? Sì, in casa c'è tutto, in parte nei garage, i piazzali, le macchine che sono sotto la frana da qualche parte e basta. Quindi quelle sono rimaste sotto? Sì, quelle sono rimaste sotto. Senta, posso chiederle, lei adesso dove è ospitato, trovato da amici, parenti? Adesso abbiamo un parente che ha una casa qui vicino, andiamo da lui e poi vediamo, andremo giorno per giorno. Grazie davvero, gentilissimo, grazie. Ecco, direttore, di questo stiamo parlando in queste ore a Cancia. Ti restituisco la linea, sono le 13:16, vediamo poi magari di fare un ulteriore collegamento in chiusura. Ti tengo chiaramente aggiornato con Stefano Bozzi, questa è la situazione appunto all'ingresso di Cancia, di Borca di Cadore. Grazie a Cristian Arboit e a Stefano Bozzi e anche i giornali locali sul luogo del disastro. Sentiamo una testimonianza raccolta dal Gazzettino. Ha funzionato il sistema d'allarme? Il sistema d'allarme non ha funzionato dopo che la frana aveva già colpito il paese. In teoria il sistema da quel che so è manuale, quindi diciamo che deve essere innestato da una persona fisica. A che ora avete sentito voi il botto? 11:30, sì, 11:30. E poi che cosa avete visto? In 2 minuti è arrivata un'onda di ghiaia e acqua. Che ha travolto la vostra casa? Sì. Che danni avete? Interni no, nessuno per fortuna, fuori tanti. C'è tanto limo, c'è tanto materiale, c'è tanta acqua, c'è tanto fango e si ritorna al 2009. C'è chi dice addirittura peggio di allora. Sì, peggio, molto peggio. Molto peggio. Cosa c'è di diverso questa volta? Beh, a parte i sassi molto più grandi, molto più limo, la quantità anche da questa parte non era mai venuta giù così in questa maniera. Un vero e proprio fiume di detriti, fango? Sì, sassi, grossi. Si era sempre fermata quasi in strada e veniva solo giù acqua qua. Che cosa chiedete adesso voi? Magari la prossima volta speriamo che suonino le sirene un po' prima erano stati stanziati un sacco di soldi per fare un progetto giapponese che è costato più di 4 milioni di euro, che serviva per deviare i materiali, quindi il materiale fisico, cioè i sassi, dall'acqua. Non so se abbia funzionato, ma a quanto pare c'è qualcosa che non ha funzionato. È una frana che in passato ha causato tanti morti, qualcosa bisogna fare. Altre testimonianze che sono state raccolte dal Gazzettino online. Avete visto prima le immagini degli alpini della Triveneta a Conegliano e proprio nel momento, all'apice della 3 giorni, un grande dolore, il cordoglio a Bassano del Grappa per l'improvvisa scomparsa di Alessandro Ferraris, già vicepresidente della sezione Montegrappa e curatore del Museo degli Alpini al Ponte Vecchio. Una notizia bruttissima ha colpito gli alpini, non solo quelli di Bassano della Montegrappa, ma gli alpini, le penne nere in generale, impegnate nell'ultima fase della dunata triveneta, del raduno del terzo raggruppamento conegliano. È scomparso improvvisamente Alessandro Ferraris, era in passeggiata sul Grappa, un malore l'ha colto, non c'è stato nulla da fare, una notizia che ha veramente colpito tantissimo tutte le persone che lo conoscevano, tutti quelli che avevano avuto modo di lavorare con lui, di condividere il suo percorso anche e soprattutto dal punto di vista umano. Siamo qui sul ponte a 2 passi dalla sede degli alpini della Montegrappa con Giuseppe Rugolo, presidente della sezione, amico personale di Ferraris e persona con cui ha collaborato per anni. Gli chiediamo comprensibilmente, limitatamente a quello che può essere il coinvolgimento emotivo, 2 parole su Ferraris, Presidente. Sì, grazie. 2 non bastano, ce ne vorrebbe un libro intero per ricordare Alessandro. Oggi è una giornata triste, una giornata
vuota di senso e di significato se non quello di cercare di elaborare questa perdita profonda per tutta la sezione. Per me personalmente, con Alessandro ho fatto gli ultimi 20 anni qui in sezione a vari livelli con lui, abbiamo collaborato insieme, abbiamo lavorato insieme, abbiamo progettato, abbiamo creato, insieme con tutti gli altri naturalmente. Alessandro era uno dei leader, è stato uno dei leader della sezione con le sue competenze, la sua passione, la sua determinazione, la sua effervescenza data anche dalla sua professione. Era un leader carismatico e ha iniziato la sua carriera di alpino alla sezione Montegrappa con il gruppo giovani, lo ha plasmato, l'ha fatto crescere, poi anche a livello di raggruppamento sempre con i giovani e poi in sezione con i vari incarichi. Il più importante di tutti è l'ultimo che gli era stato affidato, appunto la direzione del museo. Ho qui sulla mia destra quella targa con quell'acronimo MAM a indicare Museo Ana Montegrappa, da lui inventato e inaugurato veramente qualche mese fa in occasione della consegna del cappello alpino qui, e da lui voluto, creato e che ha portato veramente tanto lustro alla sezione. E poi non dimentichiamoci che lui è stato uno dei leader della campo scuola di Bassano, che fra qualche settimana vedrà arrivare i ragazzi un'altra volta. Lui era il vice direttore del campo scuola qui a Bassano da ben 4-5 anni e anche adesso si stava già preparando, ha fatto anche dei corsi e era pronto ad accompagnare questi ragazzi. E poi vicepresidente di sezione, un amico fra gli amici. E poi quella straordinaria avventura che abbiamo fatto dedicandola al centenario della sezione, quella marcia in terra di Russia, è stato lui che a un certo punto ha avuto un flash, ha detto facciamo qualcosa a memoria e soprattutto in onore della sezione per il suo centenario. E è venuta fuori questa storia della marcia e siamo andati in Russia a camminare insieme. Solo l'altra settimana siamo stati a Bergamo con lui, anche con lui, per una consegna di un premio letterario a chi aveva organizzato quella marcia. Siamo andati via insieme, ci siamo ritrovati con i ragazzi bresciani, bergamaschi, pordenonesi che erano con noi e lui era lì felice insieme a noi, con noi e adesso non c'è più. Ieri molto ovviamente quando noi stavamo sfilando, perché quello è l'orario, lui ci lasciava con questa passeggiata in grappa che ce l'ha portato via. Ce l'ha portato via troppo presto, ce l'ha portato via in modo tragico. Stiamo rimettendo insieme le idee, soprattutto i sentimenti e le emozioni. E adesso aspettiamo solo la data dei funerali, che ci venga detto quando e dove per rendergli l'ultimo saluto che merita, ma non sarà mai dimenticato perché Alessandro ha segnato in modo profondo gli ultimi 20 anni della storia della sezione Montegrappa, perciò rimarrà sempre il nostro Alessandro Ferraris. C'erano tante domande che volevamo fare al Presidente, ma ha risposto a lui, a tutte quante. Ci sarà tempo per organizzare anche sicuramente qualcosa di più, ma questo è il momento del dolore, del cordoglio, del ricordo. Ringraziamo Giuseppe Rugolo, Presidente dell'Ana Montegrappa, per queste parole così profonde, così importanti, così vere, e ne parleremo più avanti. Presidente, grazie. Sarà. Certamente, adesso non è il momento, perché adesso è il momento purtroppo del dolore, un momento ahimè anche delle lacrime, come giusto che sia forse, però poi penseremo di dedicare qualcosa di particolare ad Alessandro, e sottolineo particolare perché altrimenti si arrabbierebbe, lui che era leader. Grazie. Grazie a Ferdinando Garavello da Bassano del Grappa. Intanto andiamo in pubblicità e poi torniamo subito da voi. Tutto pronto a Igne per il tradizionale appuntamento con l'Infiorata, quest'anno alla 27ª edizione.
Ogni fiore, ogni petalo, ogni stelo raccontano una storia fatta di devozione e di amore per il proprio paese. Dal 1997 senza sosta ogni anno a Igne, piccola frazione di Longarone, il Corpus Domini è una festa vissuta con il cuore e con le mani operose dei volontari che trasformano le vie del paese in un tappeto di fiori in carta crespa, frutto del lavoro instancabile di una intera comunità. Noi facciamo arrivare la carta dalla Finlandia, la carta Pirka, usiamo la carta crespa in varie grammature e in base al fiore che dobbiamo realizzare la lavoriamo. La varietà dei fiori rappresentati è grande. Il prossimo 22 giugno i visitatori potranno ammirare botton d'oro, iris, margherite e narcisi inseriti in varie ambientazioni. Un evento nato dall'idea di Augusta De Bona che di anno in anno crea socialità. L'obiettivo che lei aveva era quello appunto di fare comunità e comunità tra chi aveva varie specializzazioni. A ogni edizione dell'Infiorata di Igne c'è un tema: colori, stagioni, passi del Vangelo, ma anche mestieri, mesi di lavoro per accompagnare la processione del Corpus Domini. Che al termine di questa giornata c'è ancora circa un mesetto e mezzo di lavoro, soprattutto da parte delle donne che selezionano i fiori. Vengono comunque riposizionati per tipologia nei loro scatoloni e diciamo mettono già da parte quelli che eventualmente ritengono dover rifare o comunque sistemare. Un'arte effimera che dura poche ore ma lascia un segno profondo. A Igne ogni Corpus Domini è un piccolo miracolo di colori e di collaborazione. Andiamo a Treviso dove 40 ragazzi sono rimasti impegnati a raccogliere rifiuti dentro al fiume Sile. Lattine! Another one? Another cigarette! Oh gosh! Per molti giovani la fine della scuola coincide anche con l'inizio dei campi estivi. Uno in particolare, organizzato dalla Canottieri Sile, prevede non solo l'approccio ma anche l'educazione ambientale, una giornata di attività di pulizia del fiume e delle rive dai rifiuti abbandonati. Dal 9 giugno al 18 luglio e dal 18 agosto al 5 settembre i corsi si svolgono nel contesto del Parco del Sile, nel tratto che va dalla sede dei Canottieri, situata in centro, per tutto il tratto navigabile, attualmente ristretto fino a Ponte Ottavi per lavori di rifacimento della struttura, ma normalmente fino alla chiusa di Canizzano. L'obiettivo è sensibilizzare i giovanissimi alla corretta gestione dei rifiuti e alla conseguente attenzione alla tutela dell'ambiente. Aiutare i ragazzi ed i bambini ad aumentare la loro percezione dei problemi, ad interrogarli e ad informarsi. Questo è l'obiettivo del corso: scoprire come le scelte quotidiane, sostenibili o meno, abbiano ricadute anche a livello globale. I tempi di decomposizione dei rifiuti e le buone pratiche per la loro corretta gestione sono anche i temi principali della giornata svolta insieme a Contarina, che mette a disposizione tutto il materiale necessario come pinze, guanti, sacchetti e retini. A fare i complimenti e a consegnare gli attestati personalizzati ai 40 ragazzi partecipanti anche il sindaco Mario Conte, il presidente della Canottieri Massimo Donadon, il responsabile Nicola Romano e il presidente di Contarina Sergio Fantastico! Servizio di Elena Dal Forno. Ovviamente stasera nei telegiornali tutti gli aggiornamenti sulle frane di Borca di Cadore e San Vito di Cadore. Abbiamo dato tutte le notizie e immagini davvero incredibili di queste due frane con Christian Arboit e Stefano Bozzi. E stasera a Focus ovviamente ne parleremo. I nostri ospiti: Francesca Bressanin, Lorenzo Damiano, Shors Surme, Michele Toaldo, Riccardo Szumski, Stefano Trubian, Alberto Villanova e Marco Zabai. È tutto per oggi, grazie in regia a Italo Morao e Edoardo Paris. Appuntamento stasera alle 21:15 con Focus. Buona giornata.